stupende, a cui assomiglia per la sua strettezza e le sue continue giravolte. Chi la percorre deve piantare saldamente o l'uno o l'altro piede per evitare il pericolo di morte. Infatti, sui due lati si spalancano dei burroni così spaventosi da far tremare anche l'uomo più coraggioso. Dopo un percorso di 30 stadi, la pista raggiunge la sommità, che termina in una spianata. Su questo massiccio roccioso, Erode il Grande aveva fatto costruire una reggia con imponenti strutture difensive e mura di cinta che correvano lungo tutto l'orlo dell'altopiano, rendendo la fortezza inespugnabile. Nella roccia aveva fatto scavare cisterne che potevano raccogliere dalle piogge invernali fino a 40.000 metri cubi di acqua. I ribelli trovarono nella fortezza ingenti scorte di viveri, grano, olio, legumi, datteri, vino e armi, lasciate lì da Erode. Le pendici a strapiombo dell'altura su cui sorgeva la fortezza non consentivano alcun tipo di accesso alle mura. Inoltre, il sentiero di più facile percorribilità era stato ostruito dai difensori con pesantissimi massi. Ma Flavio Silva si accorse che poco più a sud della sua postazione esisteva un'altura, detta Roccia Bianca, la cui sommità aveva un'altezza di poco inferiore a quella di Masada. Decise così di costruire un terrapieno tra la Roccia Bianca e la sommità di Masada. Concentrò tutte le sue forze nella costruzione di questa rampa, che durò per 7 mesi. Il terrapieno fu reso stabile da una piattaforma e impalcature di legno che contenevano la gran massa di terra trasportata. Silva fece costruire poi una torre, rivestita di ferro per non essere incendiata, alta circa 27 metri per portare le macchine d'assedio all'altezza delle mura. Sulla torre furono collocate catapulte e baliste che presero a bersagliare i difensori, impedendo loro di affacciarsi. Nell'aprile del 73 i romani con l'ariete riuscirono ad aprire una breccia nelle mura. L'irruzione nella fortezza era ormai imminente, ma essendo sera, preferirono tornare festanti nei propri accampamenti e prepararsi all'attacco finale per il giorno seguente. Quello è un immaginario, no? Non è un immaginario.